Amici sportivi, ben ritrovati in quello che oramai sta diventando il vostro salotto dello sport. Come sempre questo appuntamento è dedicato ad approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio nostrano. Oggi stravolgiamo il nostro format perché non abbiamo due ospiti, ne abbiamo uno che però vale doppio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Patrick Pitton, vicepresidente vicario della FIGC e Comitato Regione Veneto. Grazie Patrick. Grazie a voi dell'invito e vi faccio i complimenti perché date voce a chi non ne ha, a questo calcio dilettantistico che è il volano del calcio e dello sport in Italia. Grazie e complimenti. Grazie per i tuoi complimenti. Ringraziamo, visto che mi hai fornito un assist involontario, anche il pubblico che ci segue sempre più numeroso. Noi siamo contenti dei risultati finora raggiunti. Proviamo a fare del nostro meglio, analizzando e portando alla luce vicende, attualità, interviste, personaggi, a volte con delle critiche sempre costruttive, a volte con elogi quando sono meritati, e gli elogi rientrano appunto nell'area del tuo lavoro, di quello della federazione, perché state raccogliendo i frutti, Patrick, di una programmazione, di una passione che ha radici profonde, e la FIGC, Comitato Regione Veneto, è un fiore all'occhiello anche grazie a persone come te. Beh, innanzitutto io faccio i complimenti alle nostre società, ai nostri dirigenti e ai nostri atleti, perché in questi ultimi anni sono cresciuti. Lo sport è cresciuto non solamente a livello qualitativo, ma è cresciuto anche a livello mentale e culturale. Quindi io faccio i complimenti a loro. Noi cerchiamo di essere garanti di un sistema e cerchiamo di far sì che il benessere siano delle società e di tutti i nostri tesserati. Patrick, noi veniamo da un weekend un po' particolare perché la federazione ha deciso di sospendere in via cautelativa tutti i campionati dall'eccellenza in giù, anche il settore giovanile, una scelta per tutelare non solo l'incolumità dei giocatori ma anche gli impianti, le strutture. Come è nata questa decisione e siete soddisfatti della decisione presa? Allora, la decisione è stata sofferta perché arriviamo da un periodo di grandi piogge, dal 2 novembre che continua a intermittenza a piovere, non in modo diciamo a macchia di leopardo in tutto il Veneto, quindi non avevamo questa certezza di sospendere fino a sabato mattina. Sabato mattina ci siamo ritrovati col consiglio direttivo, è stata una decisione penso condivisa dalla stragrande maggioranza. Ovviamente quando si prendono queste decisioni, a prescindere dalla decisione finale, comunque si scontenta sempre qualcuno. Oltre a quello che hai detto tu, abbiamo deciso di sospendere le gare perché riteniamo anche che lo svolgimento dei campionati debba essere regolare, cioè tutte le gare devono essere giocate in contemporanea. Quindi per evitare, oltre poi ai danni agli impianti, all'incolumità dei giocatori, abbiamo deciso, per dare regolarità e uniformità a un campionato. Abbiamo tutto il tempo di recupereremo il 22 dicembre e quindi abbiamo anche, diciamo, nella nostra programmazione dedicato delle giornate per questi recuperi. Ecco, siamo quasi a fine anno, Patrick, è tempo un pochino di bilanci, vogliamo capire da te e ripercorrere il 2019, che anno è stato per il Comitato, per la Federazione, cosa è stato fatto e cosa è in previsione per i primi mesi del 2020. Allora, ci sentiamo quotidianamente direi e quindi come ti ho esposto anche nelle settimane, nei mesi precedenti, il lavoro è stato tanto, abbiamo lavorato tanto, però c'è ancora tanto da fare. I tempi sono brevi e quindi non possiamo fare una disamina di tutto quello che è stato fatto, ma io ripercorrerei a livello normativo. Sono state fatte dei cambiamenti epocali. Ricordo l'introduzione anche dei dilettanti dell'articolo 30, cioè della sospensione delle gare che si riprendono dal minuto in cui sono state interrotte, l'inserimento degli allenatori
in seconda, cioè l'allenatore in seconda che può andare in panchina nei dilettanti. Tante piccole variazioni a partire ancora dal fine 2018, un anno fa, delle panchine lunghe, 20 giocatori in panchina, certo, non più 18, con 5 cambi, non più 3. Quindi ecco, anche queste sono modifiche che sono state apportate e sono state iniziate tanti anni fa. Il comitato in prima linea con il nostro presidente Giuseppe Ruzza è il nostro portavoce a Roma, è una persona molto capace e competente, quindi io direi che il lavoro fino ad oggi è stato fatto solo ed esclusivamente per l'interesse delle nostre società. Però volevo fare un inciso: oltre a questo noi, oltre all'aspetto agonistico, noi lavoriamo molto anche per il benessere delle persone più bisognose. Credo molto in questo progetto, credo molto anche nel trasmettere questa idea a 360 gradi, perché il calcio ha questa grande potenza. Io penso personalmente che dare qualcosa a qualcuno, donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, ci rende più felici. Ecco, questo è... E questo è un messaggio molto bello. È un messaggio bello perché credo che il calcio abbia questa valenza, che il calcio possa fare ancora tanto e possa dare tanto alle persone. Hai parlato di novità, di nuove regole che vanno a rendere, diciamo, più fluida lo svolgimento dell'attività sportiva per le società e per i vari dirigenti. Ti chiedo, questo è stato l'anno anche di novità importanti dal punto di vista della classe arbitrale, delle regole in campo. Come si stanno adattando le società a questi cambiamenti normativi? Allora, noi come consiglio, ma noi appassionati di calcio siamo sui campi tutte le domeniche e tutti i giorni. Io mi ritengo ancora non un dirigente, ma un dirigente in campo. Ti devo dire la sincera verità che le società sono molto, ma molto attente e molto preparate. Vedo ancora qualche lacuna invece, ahimè, per i tifosi o le persone che seguono da fuori questo mondo. Non ultimo, che avrà visto anche la partita della nazionale giovedì scorso, di una nazionale, adesso non mi ricordo più che partita era trasmessa su Rai 1, Rai 2 al giovedì, e hanno scodellato la palla. Una delle regole fondamentali che è cambiata è quella di scodellare la palla, la dà l'arbitro, non la fa più gioco a due, ma la dà semplicemente al giocatore che era l'ultimo giocatore che era in possesso. Ecco, anche là tra i professionisti è cominciato un'esplosione di boato, di fischi, però l'arbitro ha applicato il regolamento e quindi ecco, queste piccole regole sono piccole regole che hanno secondo me riportato il calcio nella giusta dimensione, specialmente per i dilettanti, perché forse avevamo perso un punto fondamentale che era quello della meritocrazia, e finalmente anche queste regole danno il giusto contributo per chi subisce fallo, per chi subisce delle situazioni in campo diverse. Porto l'esempio: la barriera durante un calcio di punizione, la barriera deve essere a 9 metri, ma il giocatore della squadra in possesso del calcio di punizione si deve mettere a 1 metro. Il rinvio non è più dal portiere, la rimessa dal fondo del portiere non è più oltre i 16 metri dell'area di rigore, ma può essere fatta anche all'interno. Ecco, piccole modifiche che nel calcio professionistico, magari con le terne, è abbastanza facile da eseguire e da assorbirle. Nei dilettanti effettivamente, specialmente in prima categoria, terza categoria, juniores, allievi giovanissimi, abbiamo gli arbitri che sono uno solo e tante volte magari può sbagliare. Allora io dico sempre diamo una mano agli arbitri, perché come sbagliano i nostri portieri, i nostri attaccanti, possono sbagliare anche loro. A tal proposito dedicheremo presto una delle nostre puntate proprio alle novità del regolamento arbitrale. Inviteremo qui un esponente dell'AIA per chiarire e fugare ogni dubbio e fare una sorta di piccolo manuale per le società sportive dilettantistiche.
Rimaniamo a parlare di regole, ti chiedo un commento flash su un'abitudine che si sta un po' diffondendo un po' dappertutto. Dirigenti della squadra ospite che prima dell'inizio della partita chiedono all'arbitro di misurare l'effettiva altezza della traversa, che deve essere a 2,44 m con una tolleranza di 2 cm, perché sperano in questo modo di avere la partita vinta a tavolino se la squadra di casa in 45 minuti non riesce ad appianare la situazione. Da uomo di sport e da uomo di istituzioni ti chiedo, è una regola così rigida? È un qualcosa su cui si può lavorare? E che soddisfazione anche c'è eventualmente poi a vincere la partita per 1 centimetro di differenza? Allora, io faccio anche il fiduciario impianti, quindi seguo le omologhe per la provincia di Vicenza dei vari impianti. Ecco, devo dire che quando andiamo a fare le verifiche e le misure, il problema maggiore di tutte le società sono appunto le porte, l'altezza delle porte. Allora, il regolamento testualmente dice un'altezza di 2,44 m con una tolleranza di 2 cm in più o in meno. Cosa dire? Questa è la regola e questa deve essere rispettata. Quando noi andiamo fuori chiediamo alle società gentilmente di sistemare quanto abbiamo rilevato e poi facciamo una postilla dicendo al dirigente, al presidente: verificate nel tempo, nell'arco della stagione, l'altezza delle porte, perché noi sappiamo benissimo che con la schiena d'asino che hanno i campi da calcio, specialmente nelle porte dove si riporta sempre terra, sabbia, poi specialmente nel periodo invernale. Quindi il mio consiglio è quello di far verificare periodicamente le porte. Poi scusami, da uomo di sport, ma da uomo di calcio io direi dovrebbe vigere anche un po' il buon senso. Se la porta ha 1 centimetro non è il centimetro che può influenzare il risultato finale. Evidentemente dove troviamo situazioni pesanti, dove troviamo altezze di 2,35 m, 2,50 m, che sarà difficile trovare, ma 2,35 m, 2,38 m, ecco, lì è giusto intervenire. Le società, come hai detto giustamente tu, hanno un tempo per sistemare la porta, eventualmente la partita, l'arbitro demanderà poi il giudizio finale alla giustizia sportiva. Allora, abbiamo gli ultimi 2 minuti di trasmissione, quindi risposte lapidarie, velocissime. I numeri di questo 2019 per l'area bassanese sono in crescita? Allora, sono in crescita i numeri dei tesserati. Ne abbiamo 8.500, 2.000 dirigenti e atleti della Lega Nazionale Dilettanti, 6.500 del settore giovanile. Purtroppo anche quest'anno abbiamo riscontrato una riduzione delle squadre iscritte. Questo non è solo un problema, Alex, economico, ma è un problema di cambio generazionale. Lo ripeterò sempre. Dobbiamo appassionare, dobbiamo trasmettere il senso di appartenenza della maglia che non c'è più a questi giovani che smettono di giocare per l'età, per i problemi, e appassionarli. E allora chiudiamo con un velocissimo focus sul calcio giovanile e il calcio femminile qui nel territorio, iniziative previste e prospettive per il 2020. Allora, calcio giovanile diciamo in crescita. Abbiamo società, c'è diciamo una crescita anche formativa, ma anche a livello di famiglia, cioè le famiglie seguono il calcio e danno una mano a queste nostre società. Come attività avremo a breve, ho portato in consiglio direttivo una richiesta di riportare a Bassano quest'anno la Final A di calcio a 5 regionale, e Stella Stellina il 6 di gennaio. Cosa posso dire? Noi vi seguiremo. Viva il calcio e grazie a te, Alex. Grazie ai nostri telespettatori, l'appuntamento è per sabato con un altro approfondimento sul weekend del nostro pallone. Buona serata a tutti.